La collaborazione di Olio San Giuliano Alghero, Equimbar Oliena, Uniposto Zieri di Letizia De Monte, Passeggiata a cavallo maneggia la Cinta San Teodoro. Mission Boy e soprattutto da Out of Time, questi tre che si staccano definitivamente in lotta. Out of Time con un grandissimo scatto va all'attacco di Mission Boy. Out of Time contro Mission Boy e Pensiero d'amore. Out of Time soffice come una nuvola. Mi rende soso giusto chi sul luminoso che su sole a mezzodie Giuseppe Bicai e signor Forma. La Sartiglia richiama sempre grandi personaggi dell'ippica, a parte i turisti e così, ma anche del galoppo. Lei come la sta vivendo questa? Bene, è un'esperienza che non conoscevo, visto che Andrea Arbau e Dario ci hanno invitato, abbiamo fatto di tutto per liberarci, per venire a vedere questa Sartiglia con grandissimo piacere e grandissimo entusiasmo. Sono due mondi paralleli ma che si avvicinano molto, sia la Sartiglia che il galoppo, perché comunque il protagonista principale è sempre il cavallo. Parlando di protagonisti, parlando di cavalli, non si può fare a meno di parlare di Out of Time, un cavallo che vi ha regalato gioia, sicuramente è stata una sorpresa per tutta l'ippica italiana. Come la state vivendo questa escalation di Out of Time? La stiamo vivendo con grandissimo entusiasmo. Infatti il cavallo non si è venduto, nonostante ce l'avessero richiesto abbiamo preferito tenerlo. Preferire tenerlo vuol dire sperare nei 4 anni che lui ripeta. Noi abbiamo tutto l'entusiasmo e tutta la speranza. Un cavallo del genere per noi ci ha fatto prima di tutto conoscere dall'ippica italiana, ed era ora che qualche scuderia sarda, composta da sardi e da 2 toscani anche, devo essere sincero. Sì, siete 50 e 50. Esatto, siamo 4 soci. E niente, adesso vediamo, abbiamo cresciuto di parecchio il parco dei cavalli. Speriamo bene. In un 2020 più prospero. Comunque Parioli, una gioia immensa, montato da Andrea Zeni, anche lui sardo, quindi una vittoria quasi tutta sarda, togliendo il training che da Alduino Bolti. Signor Forma, lei ha vinto anche la trissa Chilivani con Silvia Spera, se non sbaglio, Picchitap, tutti e due. Quindi ha calcato il palcoscenici prima i nostri locali e poi vincere il Parioli penso sia tutta un'altra cosa. Negli anni 70, 75-76, Giosette, 100 erano io cavalli che ha avuto lei. A Chilivani. Facevano la differenza. Senta, appunto, parlando da Chilivani a vincere il Parioli c'è un bel salto. Beh, certamente. Ci vuole anche un po' di fortuna però. È stato coinvolto in questa società con il signor Giuseppino Bicai, Parioli, di capo, Out of Time, il Cool and Dry, insomma abbiamo cercato di andare sulla qualità un po' e poi sperando di riuscire a trovarne uno di fare la differenza. Entrambi siete tutti e due uomini di cavalli, avete avuto tantissimi cavalli nelle vostre mani, ne sono passati forse più di 100 immagino. Però scegliere magari la qualità, come si sceglie un Out of Time? Fortuna ci vuole. Colpo di fortuna. Per il motivo, se vai a controllare tu e guardare tutto, più bello questo, mamma, babbo e roba del genere, non capi mai più. Invece lui... Di partire dritti, quando uno piace, dove comprare, o vada o non vada. Infatti, parlando forse della genealogia di Out of Time, forse lui fosse il meno, tra virgolette, carino che ha fatto calma parente, vedere gli altri fratelli, ma è quello che ha galoppato di più. Sì, è così. Sì, infatti ci teniamo molto noi al cavallo. Ci teniamo molto perché ci ha dato delle grandissime soddisfazioni. Lo credo. Ci ha regalato gioie immense. Tutti i soci, non solo io, che io magari sono il più quello che il più esposto. Il più esposto, no, ma quello che... No, il più esposto a livello mediatico. Perché sì, io so cosa, per me cosa vuol dire vincere una corsa di cavallo. Perché noi veniamo da piccole scuderie e non ci potevamo scontrare con dei grandi
proprietari del nord e del centro Italia erano molto più attrezzati di noi e noi, grazie a Dio, abbiamo trovato questo cavallo, ne abbiamo anche qualcun altro, però questa è la gioia immensa per noi che ci dà tanto entusiasmo e ci ha dato tanta felicità. Certo, ha coinvolto anche la nostra regione, perché inevitabilmente quando vinci il premio Pisa, il Parioli, il Di Capua, poi con sempre Fantini Sardi, l'hanno sempre montato Fantini Sardi, quindi. Sia Fantini sia allenatori per noi, i sardi, la precedenza sempre per loro. Poi c'è un altro grigetto che è passata alla storia perché Thunderman ha regalato la 3000esima vittoria a Dario Vargio. Infatti noi in quel momento lì abbiamo accaparrato subito Dario Vargio con grandissima fortuna. Lui ha scelto noi, lasciando perdere sicuramente altre offerte. Lui teneva per noi, essendo sardo lui, sardi noi, ha preferito fare il contratto con noi e noi l'abbiamo fatto con tantissimo entusiasmo. Mi auguro che la cosa sia proficua per entrambi. Ce l'auguriamo tutti perché darebbe anche un po' di lustro alla Sardegna, che da sempre è terra di cavalli e di grandi fantini e, come stiamo vedendo, anche di grandi appassionati e proprietari. Bene, io vi ringrazio signor Giuseppino Biccai per questa intervista, il signor Maurino Forma, vi auguro un grosso in bocca al lupo e spero di scrivere tanti testi Quando capita. che parlano appunto come protagonista la scuderia Giglio Sardo. In bocca al lupo. Grazie. Bischisenne hemos ballado, bischisenne hemos cantado, bischisenne no hemos apegado, hemos forado su coro, hemos forado su coro. Bischisenne hemos ballado, bischisenne hemos cantado, bischisenne no hemos apegado. Autotime su Anda Muchacho che non molla, ma è Autotime che passa di slancio nell'ultimo tratto. Autotime! Autotime, la vendetta del giovane Dario Vargio che va a segno per i colori del Giglio Sardo. Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, metti mi piace alla pagina Facebook ufficiale SpoonRiver.biz e iscrivetevi al canale YouTube SpoonRiver Biz Channel.